Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Sta bene il pilota delle Frecce Tricolori finito fuori pista a Pantelleria dopo aver toccato in volo un altro apparecchio durante l'esibizione delle celebrità della nostra aviazione. Poteva essere una tragedia come Rammstein nell'88, aperte 2 inchieste. Trapani, colpo agli affari di Cosa Nostra che fa soldi senza sparare, con pizzo, appalti e minacce, 3 arresti, 2 obblighi di dimora, nuovo provvedimento cautelare per estorsione per Giovanni Luppino, l'autista di Messina Denaro già condannato a 9 anni. Non doveva essere a Catania, Baby Gang, il trapper che si è divertito a videochiamare Nico Pandetta in carcere. Per lui avviso di garanzia, telefonino sequestrato e foglio di via con divieto di entrare nella città etnea per 4 anni. Nuovo grave incidente sul lavoro a San Cataldo, nel Nisseno, in prognosi riservata a un operaio di 23 anni caduto da un tetto alto 10 metri. Senza confine la violenza di genere, a Messina destituito dalla magistratura un sostituto procuratore per violenze e minacce alla moglie, pure lei magistrata. L'uomo già condannato a 1 anno in primo grado con la condizionale e il rito abbreviato. L'attrice Donatella Finocchiaro: anch'io ho subito abusi da un uomo. Catania, ennesima inferiore, tonnellate di spazzatura invadono la strada. Un'emergenza da sanare al più presto per il degrado ambientale e pure per il rischio incendi. Nominato un nuovo commissario per l'emergenza siccità in Sicilia, il dirigente generale della regione Fulvio Bellomo dovrà fronteggiare le aree più critiche della scorsa estate, da Caltanissetta a Enna Agrigento. Calcio, luce accese questa sera al Massimino per Catania Potenza, secondo turno dei play-off di Serie C. I rossazzurri potranno contare su 2 risultati per passare il turno. Calcio d'inizio alle 20, appuntamento su Telecolor con diretta stadio già dalle 19:30. Bentrovati, 2 inchieste per accertare le cause della collisione dei 2 aerei delle Frecce Tricolori ieri nell'esibizione a Pantelleria. Sta bene il pilota che ha toccato l'altro apparecchio in volo e poi è atterrato fuori pista. Comunque si è rischiata la tragedia. A molti è venuta in mente Rammstein in Germania nell'88, dopo uno scontro delle Frecce in esibizione un aereo si era abbattuto sulla folla causando decine di morti. Simona Mazzone. Sull'incidente in volo a Pantelleria tra gli aerei delle Frecce Tricolori sono state aperte 2 inchieste, una condotta dalla Procura di Marsala, l'altra da quella militare di Napoli. Si stanno valutando diverse ipotesi, tra cui la possibilità di un bird strike, cioè l'impatto contro un uccello o uno stormo, un guasto tecnico o una distrazione che ha fatto perdere il controllo al pilota. Del resto i 4 aerei in volo erano impegnati in una delle manovre più complesse dell'esibizione. L'aeronautica militare evidenzia in una nota una separazione anomala della formazione durante la manovra del cardioide che ha imposto l'interruzione del programma acrobatico. Il pubblico con il naso all'insù ammira l'esibizione a Pantelleria all'indomani dello spettacolo a Catania. Poi succede qualcosa, uno dei velivoli sbanda, ne tocca un altro e un terzo aereo viene sfiorato. Uno dei piloti, il 32enne Luca Battistoni, ha un problema al ruotino anteriore e la sua corsa finisce fuori pista su un dislivello erboso. Viene subito trasportato in ospedale, riporta traumi alle gambe, ma sta bene, mentre gli altri 3 mezzi atterrano. Poteva essere una tragedia, dicono in molti tra i presenti. Sull'accaduto indagano anche i carabinieri del comando provinciale di Trapani, che sin da subito hanno raccolto testimonianze e video realizzati da alcuni partecipanti all'esibizione. I 3 mezzi attualmente restano fermi all'aeroporto di Pantelleria, anche quello con l'ala danneggiata, in attesa di eventuali accertamenti disposti dai magistrati. Le Frecce Tricolori comunque si sono già esibite stamane sul cielo di Bari.
Passiamo ad altro, mafia e affari. Blitz dei carabinieri nel Belice, colpita la famiglia mafiosa di Partanna, tra i destinatari delle misure cautelari Giovanni Luppino, autista di Messina Denaro, già condannato a 9 anni e accusato di aver chiesto il pizzo per far fare soldi al capomafia, allora latitante, Laura Spanò. Colpite nella notte la famiglia mafiosa di Partanna, da sempre legata a quella di Messina Denaro. 5 le persone fermate, 3 finiscono in carcere per 2 obbligo di dimora. Il blitz è stato eseguito dai carabinieri del comando provinciale di Trapani e coordinato dalla DTA di Palermo. Nel corso delle perquisizioni trovate armi e soldi in contanti. Una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere raggiunge Giovanni Luppino, l'autista di Matteo Messina Denaro, arrestato con il padrino nel gennaio 2023 davanti alla clinica La Maddalena di Palermo. Luppino è stato condannato a 9 anni e 3 mesi di carcere in primo grado. Dalla nuova indagine emerge che avrebbe cercato di estorcere denaro ad un imprenditore del settore oleario per garantire il sostegno economico all'allora latitante. Gli investigatori hanno riscontrato quella che viene definita una convergenza di illeciti interessi tra esponenti di spicco della famiglia mafiosa e imprenditori del settore edile oleario per il controllo delle attività imprenditoriali. I mafiosi sarebbero riusciti a turbare la procedura indetta dal Tribunale di Sciacca per l'acquisizione di un capannone industriale, controllavano l'aggiudicazione di commesse pubbliche, risolvevano controversie fra privati e imponevano assunzioni di familiari nelle imprese. Catania, per la videochiamata a Nico Pandetta durante il concerto del 1° maggio alla Playa, indagato il trapper Baby Gang e sottoposto a divieto di accesso alla città per 4 anni, sequestrato il suo cellulare. Luca Ciliberti. Ogni volta che si parla di rap e di violenza, il nome di Baby Gang è il primo a spuntare fuori. Nell'ottobre del 22 venne coinvolta insieme al trapper Simba La Rue in una rissa tra gang ed è stata accusata di violenza e sparatoria in Corso Como a Milano. Condannato nel 2023 a 5 anni e 2 mesi di carcere, pena ridotta in appello a 2 anni e 9 mesi nel 2024. Proprio per questo provvedimento Baby Gang non avrebbe dovuto essere a Catania sul palco della Playa lo scorso 1° maggio in occasione del One Day Music Festival. Ma nonostante ciò, per sfidare ancora la legge, il trapper italo-marocchino, prima della sua esibizione davanti a oltre 20.000 spettatori, ha mostrato una videochiamata con il collega Nico Pandetta, nipote del capomafia Turi Cappello, in carcere a Rossano Calabro, dove sta scontando una condanna per spaccio di droga. Mio fratello lo chiamava nel video diventato virale. Episodi che la procura di Catania non ha sottovalutato, così Baby Gang oggi è indagato in concorso per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti, aggravato dall'aver favorito la mafia e per aver violato la sorveglianza speciale. Gli agenti della squadra mobile della questura di Lecco, in collaborazione con i colleghi di Catania, hanno eseguito a Calolzio Corte, in provincia di Lecco, paese di residenza di Baby Gang, un decreto di perquisizione e hanno sequestrato lo smartphone dell'artista, che nei prossimi giorni verrà sottoposto ad accertamenti. La polizia gli ha anche notificato un divieto di obbligo di dimora a Catania per i prossimi 4 anni. Non è ancora chiaro se la videochiamata sul palco con Pandetta fosse in diretta o registrata o fosse un antico video memorizzato. Nella cella di Pandetta intanto è stato trovato e sequestrato uno smartphone. Adesso il trapper catanese rischia fino a 4 anni di aggravamento di pena. La strage di Monreale, convalidato il fermo di Samuele Acquisto. È accusato di concorso in strage e gli investigatori adesso cercano un terzo complice, il giovane che ha sparato insieme a Salvatore Calvaruso, Marco Gullà. Aveva detto di non aver sparato e di non aver nemmeno partecipato alla rissa che ha poi scaturito la strage di Monreale, ma in realtà le dichiarazioni di 8 testimoni e le immagini delle telecamere di videosorveglianza di via Benedetto d'Acquisto attestano il contrario. Il GIP di Palermo ha così convalidato il fermo di Samuele Acquisto, il ragazzo di 18 anni dello Zen coinvolto nella sparatoria di Monreale, costata la vita a 3 ventenni. Il giudice ha disposto per il giovane la misura della custodia cautelare in carcere. Acquisto, che è accusato di concorso e strage, avrebbe incitato anche l'amico Salvatore Calvaruso, il primo ad essere arrestato, a far fuoco sulla folla. Con lui poi si sarebbe allontanato in moto dal luogo della sparatoria. Acquisto si trova in una cella in isolamento del carcere Pagliarelli. Nel frattempo proseguono le indagini per risalire al terzo responsabile della sparatoria, il giovane che insieme a Calvaruso ha fatto fuoco. In tutto sono stati esplosi 20 colpi. Gli investigatori cercano un ragazzo alto
e con barba folta nera, anche lui residente allo Zen. La maggior parte della comunità del quartiere popolare palermitano però non sta agevolando le indagini, un quartiere chiuso e a tratti invalicabile che ostacola il lavoro anche della stampa. Proprio ieri minacciata di morte una troupe televisiva che stava realizzando una diretta dallo Zen. Nuovo grave incidente sul lavoro, questa volta a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Un operaio sul tetto di una palazzina è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Il 23enne è in prognosi riservata. Rita Cinardi. È in gravi condizioni un giovane operaio di 23 anni rimasto vittima di un incidente sul lavoro questa mattina mentre lavorava sul tetto di una palazzina di 4 piani a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta. Il 23enne di Sommatino è caduto da un'altezza di oltre 10 metri. Quando gli operatori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, il giovane era riverso in una pozza di sangue, privo di coscienza. È stato immediatamente condotto all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove dagli esami diagnostici sarebbero emerse diverse fratture, oltre che la rottura della milza. Il 23enne, dopo essere stato intubato, è stato condotto in sala operatoria dove dovrà essere sottoposto a un lungo intervento. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto. Dall'inizio dell'anno gli incidenti sul lavoro in Sicilia sono aumentati drammaticamente. Come riferito dalla segretaria generale della UIL di Catania, Enza Meli, le denunce di infortuni da gennaio a marzo sono state 1845, mentre nello stesso trimestre dello scorso anno erano state circa 100 in meno. Catania svetta in testa alla classifica, seguita da Palermo e Messina, mentre Enna all'ultimo posto. 15 i casi di morte sul lavoro da inizio anno e tra questi 3 braccianti di Adrano, morti il 17 marzo sulla Catania-Ragusa, dove erano rimasti gravemente feriti altri operai agricoli. Una scia di sangue che, come ha ricordato il presidente Mattarella, va assolutamente fermata. A Messina un sostituto procuratore è stato destituito dalla magistratura, dalla sezione disciplinare del CSM, il Consiglio Superiore. L'accusa pesante di aver vessato la moglie, anche lei magistrata, che l'ha denunciato. Francesco Triolo. Accuse pesanti quelle per le quali un magistrato della Procura di Messina è stato destituito dal servizio. Il provvedimento è stato preso dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dopo la condanna dell'uomo in sede penale al Tribunale di Catanzaro. L'accusa quella di aver vessato, maltrattato, insultato e minacciato per anni la sua ex moglie, anche lei magistrato, che l'ha denunciato. A carico del magistrato un quadro pesante di fatti, alcuni dei quali sarebbero avvenuti anche in presenza dei figli e non soltanto di giorno ma anche di notte. Alcuni impressionanti, per esempio la svegliava nel cuore della notte afferrandola per le caviglie, rovesciandole addosso dell'acqua, trascinandola a terra e gettandole addosso il materasso. Accuse che il magistrato al canto suo ha sempre respinto con forza, ma che sono state confermate da una serie di testimoni ascoltati durante il processo. Adesso il magistrato potrà presentare un ricorso amministrativo contro questa decisione alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione. E di violenza, di sensibilizzazione, della necessità di denunciare si è parlato oggi a Buongiorno Sicilia con l'intervento del magistrato Marisa Cagnino. Non solo non sono molte le denunce rispetto ai fenomeni di violenza che sono diffusi, ma purtroppo anche alcune denunce vengono ritirate e anche quando non vengono ritirate perché appunto a seguito di provvedimenti legislativi molti reati non sono più perseguibili a querela, nel corso poi del dibattimento, quindi dinanzi al giudice, le dichiarazioni di queste vittime lasciano tanto spazio alla possibilità di una soluzione perché si nascondono fatti che invece sono assolutamente gravi. Violenza psicologica e fisica da parte di uomini che non accettano un no. Ne parla l'attrice Donatella Finocchiaro da domani nei cinema siciliani per raccontare la storia di violenze e abusi che ha subito Rosa Balistreri, icona della canzone popolare. E la stessa Finocchiaro in passato ha raccontato di aver subito maltrattamenti da un uomo. Simona Mazzone. Sei un castigo di Dio!
Ogni potere anichilante poi ti fa danno! La violenza domestica non conosce confini, ceto sociale, etnia. Se ne parla tanto, ma poco si agisce e ogni giorno è una mattanza. Ogni giorno una donna viene picchiata, umiliata e peggio ancora uccisa. Trovare la forza per denunciare non è facile, fuggire dal proprio aguzzino è ancora più difficile, specie quando non si trova una via d'uscita. Può bastare un'amicizia, un nuovo amore, persino una canzone, come per Rosa Balisteri, raccontata nell'Amore che ho, dal 7 maggio nelle sale, con la storia dell'icona della canzone popolare siciliana che nella sua vita ha subito violenze, abbandoni e una maternità difficile, interpretata da Donatella Finocchiaro. Rosa ne ha subito da suo padre, da un marito violento, ha sempre subito dal prete, da questi uomini prevaricatori. È una donna che negli anni 40, 50 e 60 ha detto no. La Finocchiaro racconta di aver anche lei in passato subito una forma di violenza e di esserne uscita. 2 botte, due spinte, così. Anche psicologica. Lei, come spesso accade, ha perdonato, dice, perché è troppo innamorata, cieca davanti alla prepotenza di quegli uomini incapaci di accettare un no. Siamo stati abituati sempre a pensare che l'uomo geloso è un uomo innamorato, invece no, l'uomo geloso è un uomo che non sa amare, un uomo che non è capace di gestire i propri sentimenti, le proprie emozioni, un uomo che non accetta il no. Insomma, stiamo creando dei mostri, abbiamo una grossa responsabilità come genitori e come società. Il naufragio della Bayesian, investigatori, consulenti e avvocati attorno a un tavolo a Porticello per iniziativa della Procura di Termini Imerese prima del recupero del veliero affondato un anno fa. Entro 20 giorni il relitto del super yacht nel quale sono morte 7 persone sarà di nuovo in superficie. Marco Gullà. Entro una ventina di giorni il super yacht Bayesian verrà riportato in superficie. Questa mattina nella sede della Guardia Costiera di Porticello si è svolta la riunione operativa per fare il punto sul recupero del veliero affondato nell'agosto del 2024 durante una tempesta d'acqua. Sono 3 gli indagati, si tratta dei membri dell'equipaggio, il comandante neozelandese James Catfield, l'ufficiale di macchina Tim Park Heaton e il marinaio di guardia Matthew Griffith, iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Termini Imerese per omicidio colposo plurimo e naufragio colposo. Presenti oggi gli inquirenti, i consulenti e gli avvocati degli indagati, oltre ai legali di parte civile delle vittime. Ognuno di noi ha chiesto delle garanzie affinché delle parti dell'imbarcazione non vengano toccate, perché sono quelle che noi riteniamo determinanti ai fini di dimostrare eventuali responsabilità. È stato spiegato tutto, ci sono stati dati pure i tempi per svolgere queste attività. Loro ritengono, ovviamente sono tempi che poi possono essere modificati, una ventina di giorni a partire da ora, 20 giorni, un mese. Sul recupero del Bayesian il primo step fondamentale sarà quello che avverrà nei prossimi giorni, ovvero quando sarà tagliato il grande albero che contraddistingueva proprio il velero di Mike Lynch. Poi le 2 chiatte galleggianti si affiancheranno e procederanno a sollevare l'imbarcazione. Sarà un intervento di recupero delicatissimo e spettacolare per garantire sicurezza e segretezza alle operazioni. Anche una zona di 600 metri di raggio dal punto di affondamento sarà interdetta. Naturalmente Antenne Sicilia seguirà passo passo le operazioni di recupero del Bayesian. Adesso a Catania per il nuovo scempio dei rifiuti. In via Ungaretti, Anesima Inferiore, tutto all'aria di una nuova terra dei fuochi. Sì, perché ci sono tonnellate di spazzatura e rovi che invadono la strada e con l'arrivo dell'estate il conseguente rischio di incendi fa temere il peggio. Tonino De Mana. Non Catania la terra dei fuochi, via Ungaretti la terra dei fuochi. Voce ferma, occhi lucidi e tanta rabbia. Agata denuncia lo scempio di via Ungaretti, una strada senza uscita che facilita solo chi viene da queste parti a scaricare ogni cosa, Eternit compreso. Per concentrazione e tipologia di rifiuti, lo slargo che vedete si può tranquillamente paragonare ad una discarica, ai noi, abusiva. C'è di tutto, dai pneumatici ai divani, dagli scarti edili alle guaine che i predatori di metalli hanno disseminato qua e là dopo aver arraffato il rame. Montagne e montagne di spazzatura quasi rendono impercorribile la strada. Il cartello che vedete segnalava la presenza di una scuola, la media Ungaretti, che da queste parti è chiusa e battenti da tanto tempo per poi lasciare spazio ad un presidio della polizia municipale abbandonato anche questo al proprio destino. Oggi è ormai uno scheletro di cemento
circondato solo da rifiuti ed erbacce. Difficile anche per noi commentare un simile scempio. Le immagini parlano da sole ed ogni commento o narrazione appare superflua. Sindaco Trantino, io le parlo col cuore nelle mani. Io so che è impossibile togliere la spazzatura in una settimana. Io le faccio solo una preghiera, solo una. Entro l'estate almeno di togliere la spazzatura. Io avrei preferito che fosse chiusa la strada. E alle sue spalle cosa c'è? Alle mie spalle praticamente c'è l'autoparco del comune di Catania. Rischio incendi elevato. Lo scorso anno da queste parti si è sfiorata la tragedia. Non vorremmo che la storia si ripetesse e per questo motivo vigileremo e non saremo soli, supportati dal vostro sostegno e dalle vostre segnalazioni. Al numero 342 74 55 005. Tutto questo in via Ungaretti. Torna all'appuntamento con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania Trantino in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14.30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele scrivete al numero WhatsApp che avete appena ascoltato 342 74 55 005 oppure inviate una mail a Sicilia24Focus, tutto attaccato, @telecolor.it. Vi aspettiamo su Telecolor alle 14.30 con largo spazio ai vostri messaggi. Ancora a Catania, la polizia e il corpo forestale hanno scoperto in un ristorante di Viale Africa, del quale non hanno reso noto il nome, alimenti e prodotti preparati e alimentari privi di etichetta, alcuni dei quali non idonei al consumo. Sono stati sequestrati e successivamente distrutti 50 litri di olio d'oliva, uova, carne, pesce e altri preparati che evidentemente erano immangiabili, rilevati carenti condizioni igienico-sanitarie. Il titolare è stato multato per 20.000 euro. Ripetiamo, non è stato diffuso il nome del ristorante di Viale Africa. C'è un nuovo commissario in Sicilia per l'emergenza siccità a gestire gli interventi per mitigare gli effetti della crisi idrica per agricoltura e zootecnia che la scorsa estate si sono concentrate, si fa per dire, su Caltanissetta, Agrigento e Enna. Sarà il dirigente generale della regione Fulvio Bellomo, servizio di Maglio Viola. La crisi idrica e l'emergenza siccità in Sicilia non sono finite. L'estate del 2025 sarà difficile quanto quella del 2024, soprattutto nel settore agricolo. I dati parlano chiaro e la preoccupazione è alta per il sistema della produzione. Per questo il governo della regione ha deciso una nuova dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza regionale a causa della siccità per il settore soprattutto agricolo e zootecnico. La precedente dichiarazione dello stato di crisi ed emergenza era scaduto il 31 dicembre dell'anno scorso. Quello appena dichiarato avrà la durata di un anno. La Giunta ha nominato un nuovo commissario per l'emergenza al posto di Dario Cartabellotta, che aveva gestito la crisi del 2024 ma è stato nel frattempo spostato dall'assessorato agricoltura a quello delle attività produttive. Il nuovo commissario è Fulvio Bellomo, attuale dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura. Il commissario potrà continuare a usare anche i poteri speciali riguardanti acquedotti e dighe destinati a scopi irrigui, a cominciare dal trasferimento dell'acqua della diga Gamma Uta nel Palermitano al lago Castello, che rifornisce il comprensorio agrigentino a uso irriguo e potabile, salvaguardando così la produzione agricola della zona a partire da Ribera e Bivona, tutto grazie alla messa in funzione dell'adduttore consortile di San Carlo. Il commissario avrà il compito di individuare ulteriori interventi strutturali nel settore di interesse agricolo da eseguire con urgenza per fronteggiare la carenza idrica, interventi per la salvaguardia degli allevamenti e per le produzioni agricole. È il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio. Il Catania stasera al Massimino che si gioca contro il Potenza il passaggio di turno nei play-off promozione di Serie C. State con noi, vi aspettiamo. Calcio, stasera al Massimino il secondo turno dei playoff di promozione di Serie C. Sfida tra Catania e Potenza, calcio di inizio alle 20, appuntamento su Telecolor con diretta stadio già dalle 19.30. Francesco Triolo.
Dentro o fuori, l'atmosfera del mercoledì sera per un Catania-Potenza che si preannuncia partita ad alto tasso di intensità e contenuti agonistici. Due squadre che si sono incontrate poche settimane fa in campionato, ma nei playoff cambia tutto: approccio, mentalità, tensione. Alle 20 al Massimino i rossazzurri potranno contare su 2 risultati a disposizione per passare il turno, ma è proprio questione di testa, come ha detto ieri in conferenza Mimmo Toscano, la componente che può fare la differenza. Il Catania ci arriva bene, la vittoria col Giuliano è stata ben assorbita, adesso c'è da continuare su quella strada. Rispetto alla partita di domenica, il tecnico non avrà a disposizione l'infortunato Lunetta e il ballottaggio è ormai ristretto a Dalmonte e Stoppa per la maglia da titolare accanto a Jimenez e dietro la punta inglese. Per il resto, come ha detto Toscano, giocherà l'11 migliore, quello che ultimamente ha dato maggiori garanzie. Il Potenza arriverà al Massimino con una certezza: avrà solo un risultato a disposizione, la vittoria, e quindi giocherà per quell'obiettivo, lasciando spazi, una concessione che il Catania dovrà sfruttare. Sono attesi quasi 18.000 spettatori al Massimino. Per gli altri, appuntamento a partire dalle 19.30 con diretta stadio su Telecolor, 3 ore live con la presentazione della gara, le emozioni dei 90 minuti con i collegamenti al Massimino, le interviste post partita ad allenatori e giocatori in anteprima, tutti i risultati in tempo reale dagli altri campi e il quadro completo dei playoff con le promosse del secondo turno e il tabellone del primo turno della fase nazionale. Qui, grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.